Generali Italia scende in campo al fianco di 1.700.000 piccole imprese del commercio con più di 4 milioni di lavoratori per diventare in 3 anni partner di riferimento anche nel segmento delle microimprese. Lo strumento è Attiva Commercio, la prima nuova soluzione del 2021 dedicata proprio al sostegno delle microimprese del commercio, presentata oggi in una conferenza stampa in streaming. Questo è stato sicuramente il 2020 un anno molto difficile per le imprese in Italia e devo dire che anche dalle nostre survey abbiamo visto però una grande dinamicità, una grande voglia di riprendere, un grande supporto che le imprese hanno dato alle comunità locali in termini di assistenza, di coperture sanitarie, di supporto anche al sistema sanitario nazionale. C'è stata la voglia delle piccole e medie imprese di fare, di esserci, di dare una mano e con Generali al fianco che le ha supportato. Abbiamo davvero fatto tanto per accompagnare in questo periodo di difficoltà le imprese, facendo uno sforzo straordinario per sostenere questo settore. 110.000 mensilità gratuite sono state erogate, in particolare il 70% di questo nel settore del commercio. 6.000 imprese del commercio al dettaglio sono state sostenute con una diaria di interruzione d'esercizio. Complessivamente abbiamo sostenuto 20.000 lavoratori con un teleconsulto sanitario gratuito sulle condizioni di salute. Noi oggi partiamo da qui. Partiamo da questa volontà di essere vicino alle piccole e medie imprese, di essere protagonisti con loro della ripresa e di accompagnarle in tutte le loro esigenze. Vogliamo esserci concretamente nelle comunità dove c'è il bisogno e vogliamo davvero stare vicino alle piccole e medie imprese, come ho detto, portando tutto il meglio di Generali, portando il nostro modello di servizio, portando le nostre capacità di innovazione, portando la nostra capacità anche di avere un occhio su tutti i mercati internazionali. Noi siamo un assicuratore italiano che attraverso il nostro network è presente in 160 paesi, quindi questo è quello che vogliamo portare alle piccole e medie imprese. Ecco, allora, in concreto, quali sono i servizi che vogliamo portare? Allora, innanzitutto parliamo di soluzioni concrete per facilitare il lavoro delle aziende, quindi servizi IoT per la sicurezza e protezione dei lavoratori, un welfare integrato. Abbiamo sicuramente in questo un'eccellenza, quindi un welfare che ha addirittura più di 400 benefit che possono essere messi a disposizione dei dipendenti delle aziende. Abbiamo soluzioni innovative che sono per esempio le soluzioni parametriche e abbiamo un grande centro di competenza per coperture cyber, per la sicurezza digitale. Ma non solo, noi metteremo a disposizione di queste aziende la nostra capillarità e la nostra capacità di essere dei veri consulenti di rischio, dei risk advisory per prevenire i rischi, per cercare di fare assessment del rischio e far capire alle aziende e agli imprenditori quali sono i punti deboli che vanno coperti o come sviluppare il proprio business. Quindi abbiamo 600 specialisti completamente dedicati alle aziende nei diversi ruoli, fra loss prevention, fra analisi del rischio, che insieme ai nostri agenti sul territorio, ai nostri 15.000 agenti sul territorio, possono davvero fare quel lavoro di consulenza che oggi una piccola e media impresa si aspetta. Generali è il partner attraverso il quale si riesce a essere più efficaci nel proprio percorso di internazionalizzazione. Durante la conferenza stampa è stata presentata la ricerca multifinanziaria Ipsos 2021 con le 5 priorità per agganciare la ripresa. Mi pare interessante sottolineare come sicuramente la semplificazione burocratica e amministrativa, l'attenzione al digitale, l'export, ma anche e soprattutto il capitale umano delle aziende siano gli elementi a cui le aziende prestano attenzione. Però dobbiamo essere tutti consapevoli che soprattutto le aziende più piccole non possono adeguarsi in modo inerziale a questi cambiamenti. Hanno bisogno di accompagnamento, hanno bisogno di qualcuno che in qualche modo sia prossimo ai bisogni di queste aziende più piccole. È molto interessante osservare come moltissime aziende, soprattutto quelle più grandi, siano investite loro stesse, indipendentemente dai mondi associativi, della responsabilità di offrire prodotti e servizi alle aziende che possono aiutarli in questi processi di cambiamento. Generali è
è l'assicuratore di riferimento per questo segmento delle piccole e medie imprese con una impresa su 4 coperta, e vogliamo arrivare anche con Attiva Commercio, quindi con la soluzione per il commercio, con le imprese di questo taglio, di questa dimensione, a questa stessa copertura. Quindi vogliamo davvero essere il leader di questo settore. Per il 2021, come abbiamo più volte detto, le nostre priorità sono quelle delle imprese e quella della salute, che sono emerse da questi ultimi mesi come davvero dei punti centrali per la nostra ripartenza. Abbiamo visto azioni concrete, quindi vogliamo essere davvero presente con azioni concrete, portando a queste imprese, portando al territorio in cui operiamo il meglio delle nostre capacità a livello globale, a livello italiano, per fare appunto di questo settore, della ripresa di questo settore, il meglio possibile. Lascio a Renato, a Gaglio, la domande e risposte. Sì, mi interesserebbe capire se pensa che questo approccio sia legato unicamente all'emergenza Covid o se invece è la coda lunga di una tendenza già in essere prima dello scorso anno. Che questo è esattamente la linea su cui ci siamo mossi per tutto il 2020 e nei primi mesi del 2021. Sostenere le comunità locali, oltre che i nostri agenti, i nostri dipendenti, dare modo alle piccole e medie imprese di ripartire, di esserci, di stare vicino con le nostre capacità, è un punto che è per noi fondante e che è stato alla base di questo 2020, quando diciamo esserci, quindi per dare una risposta concreta alle aziende e per la ripresa. Susanna ha detto che un'impresa su 4 è assicurata già con Generali. Volevo capire quante di queste imprese erano microimprese, cioè se questo rappresenta un target, diciamo, nuovo per Generali o se era un target già presidiato. La seconda domanda invece riguarda il ruolo degli agenti, perché molte di queste microimprese spesso non hanno una grande cultura assicurativa, cioè non conoscono la protezione dei rischi. Complessivamente le nostre aziende sono 1 su 4. C'è da dire che il segmento delle piccole e delle piccolissime aziende, cioè le microimprese, sono spesso molto sottoassicurate, quindi c'è una grande, diciamo così, quota di aziende che non ha coperture assicurative. Ecco, quindi va da sé che la quota di insomma, dell'assicurazione all'interno di questo segmento è un po' più bassa, quindi il nostro obiettivo è portare cultura assicurativa, cultura della protezione del rischio, e quindi avere questa stessa copertura che abbiamo in generale nelle piccole e medie imprese all'interno del settore commercio. Il ruolo dell'agente è fondamentale. Allora, noi arriviamo a queste aziende con i nostri agenti, che sono un'eccellenza nel mondo assicurativo, quindi i nostri agenti rappresentano il meglio del mondo agenziale che c'è oggi in Italia. Sono in grado di discutere con queste piccole e medie aziende di rischio, di prevenzione soprattutto del rischio, di sviluppo aziendale, e sono in grado gli agenti di come dire, far arrivare all'imprenditore e all'azienda il meglio del mondo in generale, quindi in funzione delle necessità portano all'azienda tutti quei servizi che possono essere utili. Come valuta la risposta alla crisi del sistema delle piccole e medie imprese queste territoriale a nord-est, da Trieste al Veneto, e quali risorse mette in campo Generali Italia per la ripartenza, e poi il ruolo di Generali nel piano Fenice antipandemia annunciato al gruppo per la ripresa economica europea che avevi citato durante l'intervento. Sì, allora due temi. Allora, innanzitutto noi abbiamo messo in campo delle risorse straordinarie in questo momento per supportare le aziende. Abbiamo visto prima complessivamente i nostri aiuti sono stati più di 100 milioni di euro per le aziende, quindi si distribuiscono per le aziende, per le comunità, per la sanità, quindi che si distribuiscono su tutto il territorio. Noi siamo capillari al 100% su tutta Italia, in particolare sappiamo che tante regioni sono state colpite ed è lì che abbiamo focalizzato il nostro impegno, quindi abbiamo più di 100 milioni investiti per la ripresa. Secondo, piano Fenice
è un fondo Fenice, è un fondo finalizzato di investimento in funzione delle necessità e in funzione delle opportunità di investimento verrà messo sul mercato, quindi i soldi verranno investiti nelle compagnie, quindi non credo ci sia, credo che oggi a priori sapere quanto verrà investito da una parte e quanto dall'altra, vediamo quali sono le necessità e quali sono i bisogni delle aziende, dell'infrastruttura, della sanità per queste aziende. Interessante la figura del risk advisory, figura specializzata che va ad aggiungersi ai 15.000 agenti. Qual è l'approccio con i clienti per giungere alla soluzione modulare più adeguata? Abbiamo i nostri agenti che sono il vero contatto e la relazione con le aziende. Poi noi abbiamo dei servizi specifici sul risk advisor che l'agente è in grado di portare alle aziende, quindi abbiamo tecnici che vanno sul territorio, abbiamo dipartimenti di loss prevention, abbiamo un centro per la cyber security e tutto questo verrà messo a disposizione. Questo oggi è già a disposizione per le medie e grandi aziende, viene messo a disposizione per le piccole aziende che chiaramente oggi hanno non solo rischi che sono evidenti, ma hanno una percezione del rischio, come abbiamo visto prima, che è molto molto elevata e quindi pensiamo di accompagnarle così. Quindi questo è il modo in cui faremo consulenza di rischio ai nostri clienti.